Il muso non esisteva più, c'era soltanto l'alzata del seggiolino del pilota e c'era ancora il copilota seduto al suo posto. Il corpo dell'altro pilota era per terra e all'interno della carlinga si udivano distintamente le urla di un passeggero che ogni tanto batteva col pugno sull'oblò. 11 marzo 1967, ore 16. Un aereo della compagnia Aeralpi, proveniente da Venezia e diretto a Cortina, lancia il Mayday sopra il Fadalto per le avverse condizioni del tempo. Ai comandi il pilota Mario Bignetti e il secondo pilota Giovanni Jalla. Dietro siedono Aldo Tait, Gino Bogliati e Gastone Bettanini. Un errore di manovra causò lo schianto del bimotore Twin Otter sulle pendici del Visentini. Unico superstite Gastone Bettanini, attore romano che fece parte del film di Alberto Sordi Il Vedovo, diretto da Dino Risi. Ma il disastro del 1967 è soltanto l'ultima di una serie di tragedie aeronautiche che hanno colpito il versante meridionale del Col Visentin. 2 di queste accaddero durante la Seconda Guerra Mondiale. Il primo è quello del 28 febbraio 1945, quando un bombardiere, un quadrimotore americano, un B-24, di ritorno da un'operazione di bombardamento sul Brennero, pesantemente colpito da contraerea, esplose direttamente sulla verticale del Col Visentin. Un cacciabombardiere australiano si sfracellò al suolo proprio poco distante da qui. In quell'occasione perse la vita il giovane pilota, che era un tenente e si chiamava John Barry Piot. Perché così tanti incidenti in una montagna apparentemente tranquilla? È il primo scoglio, aeronautico che troviamo provenendo da Venezia o da sud comunque. Abbiamo la presenza di 3 laghi importanti, il maggiore dei quali è il lago di Santa Croce. Riescono a trasmettere nell'atmosfera sovrastante quantità di umidità relativa importanti, pertanto possiamo avere delle nebbie. Queste da sempre sono uno scoglio per quanto riguarda l'aviazione commerciale in volo a vista. A 50 anni esatti dalla tragedia, alcuni abitanti del Fadalto hanno voluto ricordare il disastro di Aeralpi, donando un fiore e una corona di alloro sul cippo che giace da anni nei tranquilli boschi del Concanin. Un piccolo gesto per non dimenticare un triste capitolo della storia dell'aviazione in Veneto.